Life, guarda scaroscio con la colorazione originale. Eh sì, Granduca, ma a parte la disposizione, ok, vabbè, però la colorazione questa è anche più grande. 7 al mattino, dai, si potrà alzare per andare a fatturare. Prima di alzarmi come i vecchi, mi leggo sempre le news da Google, ok? Dopo, per carità, è vero che l'algoritmo te le prepara per te, però ripeto, insisto a ripetere che 2-3 morti al giorno in montagna perché sono caduti, io li leggo ogni giorno. Quindi cerchiamo di uscire dalle mode, ragazzi. Cerchiamo di capire, noi che siamo intelligenti, che non sono cose normali quelle di andare a arrampicarsela in montagna, andare su certi sentieri. Non è una cosa normale, non è una cosa... Cioè, se uno proprio ha questo istinto primordiale, irrefrenabile, allora si fa dei corsi all'attrezzatura adeguata e via discorrendo, ok? Per il resto delle persone, per chi può anche farne a meno, deve iniziare a rendersi conto che per un essere umano, che non è una scimmia, non è una capra, andare in certi sentieri friabili, rocciosi, alti, impervi, ripidi, non è una cazzo di cosa normale, non è normale, fioi, Dio caro, ne muoiono 2-3 al giorno, non è normale. Oppure, siccome io sono una persona estremamente pragmatica, facciamo che è pure normale, facciamo che pure sono io l'esagerato e facciamo che continuano a morirne 2-3 persone al giorno. Sento che la vita a volte è fatta di coincidenze e non è l'algoritmo di Google qua, ragazzi. Allora, io è da mesi che vado avanti a dire, quando andavo in spiaggia o ero lì a Jesolo, quando vado a trovare Alessia, dicevo proprio a lei, ma come fa sta gente a essere così stupida a venire in un paese dove è strapieno di delinquenza? Hanno cementato tutto. Le cose costano il doppio, il triplo di quelle che dovrebbero costare da quello che costano da altre parti. E il mare, con tutto rispetto, è un fosso e è sempre stato un fosso perché anche quando è pulito, insomma, tende al verde, ok? E non è trasparente, non vedi neanche dove metti i piedi. E dico, ma come fanno a essere così stupidi? Cioè, anche quelli che hanno i soldi, porca puttana, vai in Puglia, fai come noi, vai all'estero, vai da qualche altra parte. E adesso da 2 giorni, forse 3, inizio a leggere un sacco di articoli, ma di testate importanti, Sky TG, Rai, eccetera, oltre che i giornali minori e i giornali locali, ovviamente, delle spiagge di Jesolo, ma non solo, eccetto Sardegna e Puglia, ovviamente, le quali sono, diciamo, vuote e la gente inizia a chiedersi il perché. Allora, un giornale ha fatto una somma dei prezzi dove una famiglia spende 250 euro al giorno per andare al mare, il che è anche abbastanza sbagliato, nel senso che l'hanno tirata un po' economica, che anche è sbagliato, perché se vai in un ristorante in 3, un ristorantino con quello che costano, ti viene fuori solo di una giornata 180-200 euro, hai capito? Che è normale, cioè che ci sono posti dove, ripeto, una carbonara viene 18 euro, ma non posti di lusso, posti del cazzo, con tutto rispetto, del cazzo non nel senso, ma del cazzo nel senso posti normali, ecco, spero di non essere frainteso, ristorantini normali, 18 euro. E la pizza col pesce, mi ricordo quei frutti di mare, 26 euro. Ragazzi, la margherita, che secondo me è stata una delle peggiori della mia vita, 10 euro. Cosa volete che vi dica? Hai capito? In più, io adesso non lo so, parlavo con lo zio, i costi degli alberghi quanto sono? Lui mi diceva che zona meno turistica, 10 anni fa, un hotel, per carità, assolutamente non male, però veniva 280 euro al giorno. Chissà adesso quanto che costa un albergo, non 4 stelle strafigo, ma un alberghetto normalissimo dove va la gente al giorno. Quindi sì, andare in una località che, ripeto, con tutto rispetto,
io ho paura ogni volta che vado a Jesolo, tra i ladri, i furti, i vetri spaccati e tutto quanto. Cioè Alessia gli sono entrati in macchina 2 volte, ma la macchina è dentro casa, chiusa dal cancello, cioè, hai capito? Quindi veramente c'è paura a andare là, porco cane. E devi essere miliardario, cioè, boh. Poi dicono che le montagne sono strapiene, bah, quella è una mezza minchiata, nel senso che sono strapieni i posti, quelli che vengono promossi nei social network, quelli sì, quelli sono estremamente inflazionati. Lì veramente ci sono di quelle code ridicole, veramente ridicole. Contemporaneamente, e anche questo lo conferma un altro articolo che leggevo nel giornale, che è una cosa che io ho sempre detto, che è vero che questi posti sono inspiegabilmente pieni di gente, perché non è che sono brutti, perché anche il lago di Braies, io da una vita tiro in mezzo al lago di Braies, non è brutto, è bello il lago di Braies, ma da quando hanno fatto un film e poi hanno iniziato a fare ste cazzo di foto della barchetta sotto il pontile al lago di Braies, hanno dovuto tipo chiudere l'accesso alle auto per i parcheggi contati, adesso non so che cazzo hanno fatto, per dire. Ma ci sono tantissimi altri laghi belli uguali, adesso non stiamo a dire più belli, belli uguali, che Dio caro sono tra virgolette vuoti, non li caga nessuno, cioè, capito? In montagna c'è un po' sta maldistribuzione del turismo. E per quanto riguarda le spiagge, io credo che la gente si deve svegliare. Stanno diventando un po' come quella mafia stupida che c'era al sud, adesso non mi ricordo quale perché c'erano varie famiglie mafiose, e nei documentari si raccontava di questa mafia stupida che prendeva dalla popolazione senza, diciamo, ritegno, senza intelligenza. E cosa succede? Questa popolazione è rimasta senza soldi, nel senso che hanno iniziato a chiudere i negozi, a chiudere le attività, eccetera, quindi è diventato una zona veramente povera, e quindi questa mafia lavorava in una zona molto povera, hai capito? Per quello si dice la mafia stupida. E questi, ragazzi, stanno facendo lo stesso gioco, hai capito? Tira, e dopo... Ma un po' succederà anche alla Croazia. Io andavo tantissimo in Croazia un tempo, poi i prezzi hanno iniziato a salire a dismisura, il mare devono anche un attimo smettere di far finta che hanno un bel mare, nel senso che il mare è trasparente perché ci sono i sassi e l'acqua comunque è molto fredda, quindi anche loro possono, come si dice, tirare la corda fino a un certo punto, ma anche lì la corda si romperà. Era arrivato il turno dell'Albania, che l'Albania era un paese molto economico. Quando c'ero andato io a Dimare, un pranzo completo ti costava 8 euro, località turistica in riva al mare, ragazzi. Ora mi dicono, per voce anche di albanesi, che i prezzi sono esplosi e anche loro non vanno più a mangiare fuori in Albania, ok? Questo è un po' anche il motivo per cui sono state fatte grosse rivolte a Barcellona, a Tenerife e in altri posti. Non ho visto qua 3 ore parlate di ste robe, però vabbè, te la streamo perché magari non tutti sanno. Inizialmente uno può dire, ma come, scusa, cioè, ti lamenti dei turisti, ma sei scemo che ti portano soldi? No, attenzione, possono portare soldi i turisti a chi lavora in attività turistiche, ma se tu, non so, lavori in fabbrica o che ne so io, in una concessionaria d'auto, sparo cose a caso, il fatto che ci sia tanti turisti o pochi turisti non te frega niente a te. Il problema sostanzialmente non è neanche il fatto che ti vedi il tuo paese riempito di stranieri, con più persone, eccetera, ma il fatto che queste persone fanno alzare il costo della vita a 360 gradi, ok? Quindi anche nell'entroterra i prezzi dei supermercati, i prezzi degli affitti, i prezzi di qua, i prezzi di là, e però i locali di Barcellona, di Tenerife, di tutti questi posti qui esteri, prendono lo stesso stipendio di prima e si vedono alzare, cioè, se una pasta una volta gli costava 1 euro, adesso gli costa 3 euro,
però lui, il stipendio suo è sempre quello, quindi ovvio che dicono basta turisti, cioè a me non porti in tasca nulla, anzi mi crei degli enormi disagi, hai capito? Cioè mi hai cambiato la vita in negativo, hai capito? Questo era il perché in molti posti si odia il turismo di massa. Comunque stavo dicendo che anche in Albania a breve anche loro si butteranno fuori, perché se eri straeconomico perché non ti conosceva nessuno, non ti cagava nessuno, è vero, non ti cagava nessuno, chi andava in Albania, ragazzi, cioè percentualmente parlando, solo io sono quello che è andato a fare un viaggio nei Balcani, ma un turista normale che cazzo va a fare nei Balcani, in Albania, in quei posti là, hai capito? Con tutto rispetto, ci andava chi voleva un qualcosa di autentico, ci andava chi voleva risparmiare, perché è bello andare in certi posti ogni tanto dove spendendo poco ti fa sentire coccolato, ti fa sentire non inculato, senza girarci tanto attorno, ti fa sentire non inculato, un po' come Tenerife, no? E andare in un posto dove dici cazzo pranzo con 8 euro, ovvio che ti viene voglia di andarci. Contemporaneamente però attenzione ragazzi, pranzo con 8 euro, mai per arrivare in spiaggia una mulattiera, non hai chissà che ristoranti e non hai niente, ok? Lasciando perdere magari centro città Tirana, ma parlando in generale, e non è una critica nei confronti dell'Albania, anzi per me è un complimento, perché io adoro questi tipi di paesi. E la sintesi è che non offri niente e va benissimo così, cioè offri il minimal, però paghi quasi niente. Ma è una cosa bella perché era un'alternativa. Della serie, vado a fare il picnic o la tenda, il picnic e la tenda non ti danno quasi niente come servizi, però cazzo non paghi niente, cioè è giusto, è proporzionato, hai capito? E adesso sta morendo tutto, cioè sta tutti, anche come la Slovenia, l'abbiamo visto nell'ultimo video. Nella Slovenia anche lì andavi a farti delle belle mangiate e adesso è diventata una cosa di lusso. Cioè, ci sono sti ristoranti, addirittura anche i baretti, è diventato tutto gourmet, smash burger e tutte quelle minchiate che la globalizzazione sta portando ovunque, hai capito? Quindi senza riunire tanti esperti di economia, se vogliamo farci due domande sul perché certi posti turistici moriranno, iniziamo a mettersi nei panni del turista e iniziamo a vedere, e qua possiamo ricollegarci ai pensieri di Pasolini di 50 anni fa, di quanto pericoloso è il mostro della globalizzazione. Beh, ormai dopo non so quanto ci metto un minuto neanche a preparare la postazione di lavoro. Vedi a volte che dici, ma no, questo è scomodo, questo qua, questo è là. Tacca, guarda, con l'abitudine le cose cambiano, perché l'uomo ha la tendenza ad adattarsi, un po' come la natura, l'uomo è parte di questa natura, ok? Certo non puoi adattarti magari a viva dentro al fuoco, ok? Cioè tu vedi un bel falò là acceso, puoi adattarti quanto vuoi, ma non riesci a vivere dentro al falò, hai capito? Però in tutte le vie di mezzo, in tutte queste cose che possono sembrare difficili ma raggiungibili, vedi come anche la difficoltà può sparire, basta semplicemente l'abitudine. L'abitudine qua ha fatto sì non solo che preparare la postazione di lavoro non sia una cosa diciamo brutta da fare, noiosa da fare eccetera, ma ha fatto anche sì che questa non sia una cosa lenta, cioè veramente in un minuto cronometrato io monto tutto, hai capito? Cos'è un minuto? Sono 60 secondi, porca miseria. Se non capisci il senso del discorso è perché magari ho utilizzato esempi che non ti rispecchiano. Per usare un esempio in cui puoi meglio rispecchiarti, prendiamo ad esempio, non so, la palestra, ok? E te lo confermo che la palestra è una di quelle cose dove molte persone faticano seriamente ad iniziare ad andarci, però una volta che hanno iniziato ad andarci regolarmente, 1, 2, 3, 4, 5 volte, ti crei questa abitudine dove tutto diventa più leggero
e pesato in maniera completamente diversa oltre che il conosciuto, e poi insomma anche piacevole, perché poi in questa routine, parlavamo dell'adattabilità dell'essere umano, in questa routine ti trovi delle strade che ti rendono piacevole questa cosa alla quale sei obbligato ad adempiere, obbligato tra virgolette. Queste cose piacevoli possono essere fare amicizia con qualcuno, allora dici ah sì, vai in palestra, ma c'ha quel cotiscio, c'ha quel coccaio, mi acconto, hai capito? E così un po' tutto. Qual è la cosa positiva di avere un ufficio così? Beh, allora guarda, te lo dico subito. Primo, mi metto dove voglio, e fidati, so che ti potrà sembrare assurdo, ma fidati che il mio dove voglio non c'entra niente con i bei posti, non c'entra assolutamente niente. A me non me ne frega quasi niente di stare nei bei posti, a me invece importa tantissimo di stare dove voglio. Questa è una cosa che pochi possono capire, però fidati ragazzo, questo è uno dei motivi. Il secondo motivo, scusa, ho un ufficio che non mi toglie assolutamente nulla, adesso ho anche il modem a 5G che scarico a 300 passa megabit al secondo e 70 passa in upload, e poi una scusa non da poco, ma non pago affitto, tipo bello figo, pertanto fatturo e ho tra virgolette poche spese, tra virgolette nel senso che ho dovuto pagare 6.000 euro di fissi di tasse. Voglio dire, cazzo, 6.000 euro, uno che si adagia un po' sugli allori perché dice ma io non ho bisogno di lavorare, si ritrova a pagare 6.000 euro, hai capito? Vabbè, filtro sempre i pensieri che arrivano perché certi generano razzismo ed incompressioni, però c'è chi soprattutto un tempo, ora sembra che per fortuna questo fenomeno sia andato a scemare, quando si trova in difficoltà economiche con l'azienda, diciamo, si suicidava. E difficoltà economiche la maggior parte delle volte non significava investimenti sbagliati, nel senso che era successo qualcosa di grave nelle scelte o via discorrendo, no, significava semplicemente un disastro delle tasse da pagare, i fornitori, questo, quei dipendenti, se avevano dipendenti questi signori, ma anche se lavoravano da soli non cambiava niente, è il lavoro che giustamente, ragazzi, una partita IVA non è un dipendente, quindi non sa se oggi può guadagnare 7.000 euro o 1 euro o 0 euro, hai capito? Però le tasse arrivano comunque, le spese arrivano comunque, e nel caso di questi signori poverini l'affitto degli uffici, dei capannoni, le bollette astronomiche eccetera eccetera, io per fortuna queste cose qua non le ho. L'unica cosa di cui posso lamentarmi sono le tasse che pago alla mafia quella statale, intendo, cioè, ci sono tante mafie. La mafia è un atteggiamento, l'abbiamo sempre detto. Ci sono le famiglie mafiose, i clan mafiosi che di solito stanno maggiormente al sud, e poi c'è la mafia in generale che è lo Stato italiano, una delle mafie più riconosciute al mondo. Misero tutto sottosopra senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiarono sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiarono sul pover'uomo chiedendogli perdono.